Più Padova ha un grande successo, parte Più Veneto al mare per le reti di imprese e lavoro. Sì, perché noi riteniamo che oggi senza impresa non ci sia lavoro e senza lavoro non ci siano i diritti. Quindi vogliamo ritornare a dare libertà ai cittadini e vogliamo che i cittadini siano protagonisti del proprio futuro. Oggi il divario che c'è fra il cittadino e le istituzioni, aggravato da una legge elettorale nazionale indegna, separa questi due elementi. Noi vogliamo che tornino insieme e che ogni cittadino sia orgoglioso della persona che ha eletto e abbia la possibilità di giudicarlo o riconfermando la fiducia o punendolo, togliendo il consenso. Un'associazione, non una corrente di partito. Pedrini Sernagiotto quasi una strana coppia. No, diciamo che nella diversità, che almeno nel nostro rapporto anche personale è una ricchezza, diciamo che mettiamo insieme comunque una cosa importante, che è la passione per le persone, per stare in mezzo alla gente. Cioè, a noi fa piacere conoscere l'animo delle persone, i problemi che hanno. A volte si ha l'impressione invece che la politica sia quasi schifata di fare bagni di folla, di stringere mani o di ascoltare problemi, mentre ascoltare i problemi delle persone dovrebbe essere l'unica motivazione per la quale chi è nelle istituzioni si è candidato. PDL a Padova ci vogliono le primarie. Ma diciamo che al di là della diplomazia diremo che li riconosco come un merito, diciamo che se non ci sarà una forma condivisa di scelta del candidato per il comune, io credo che tutti saranno autorizzati a cercare una strada diversa e io per primo non nego che se non ci sarà questa scelta condivisa l'unica strada, proprio per non disperdere consenso, sarà quella di una lista civica anche esterna al PDL. Ultima domanda, un'associazione aperta a tutti, 360 gradi la Lega? Ma credo che la Lega rientri nei tutti, nel senso che questo è un ambito di dibattito che serve alle persone per crescere, per potremmo dire avere amore verso il bene comune. Dopo ognuno di questo amore fa quello che vuole, l'importante è avere il dibattito e rifiutare l'indifferenza e questo è il motivo per cui abbiamo creato l'associazione.